Segretario Geracquisto della UIL provinciale di Agrigento, ecco un sabato una manifestazione, si ritorna diciamo in strada per rivendicare il fatto che dobbiamo avere le strade buone anche ad Agrigento, un'iniziativa che questa volta si sposterà su Ribera. Sì, ripartiamo con le manifestazioni, con le iniziative di protesta. Abbiamo una viabilità che davvero ci fa preoccupare perché va sempre peggio nonostante le promesse che sono state fatte da parte di ANAS e della politica a tutti i livelli, sia dal governo regionale, nazionale e quant'altro. Quindi ritorniamo vicino ai sindaci perché tra le altre cose sono quelli che affrontano quotidianamente questo tipo di problemi e il cartello sociale quindi condivide al massimo queste iniziative e le propone nella massima condivisione anche alle altre associazioni. Quindi dobbiamo farci sentire, così come abbiamo fatto il 25 di gennaio del 2020 quando abbiamo fatto la marcia per rivendicare una viabilità migliore. Da quella marcia poi si sono accelerati i percorsi e le procedure per il ponte Petrusa e per altre infrastrutture che sono state consegnate, però quello non basta. Dobbiamo scendere di nuovo per strada per protestare e per stimolare chi ha il governo di questo territorio per migliorare le cose. Ecco, cos'è che sperate? Una risposta immediata o cosa, segretario? Direttore, si avvicinano tra le altre cose la campagna elettorale regionale, quindi sicuramente questa volta penso che la politica in modo molto furbo da tornacontisti si faranno sentire, però a parte le chiacchiere vogliamo fatti concreti, quindi fino a quando non avremo una viabilità migliore, non avremo delle strade che saranno senza buche, noi non ci fermeremo, quindi io attendo ai fatti concreti. Segretario, mi riferisco anche alla vostra attività di sindacato, un occhio particolare riguarda la digitalizzazione rivolta anche alle persone anziane. Come sarà questa iniziativa nel dettaglio? Allora, molti anziani e molte persone, ma non solo anziani, anche chi non è anziano, che ha difficoltà a connettersi con il mondo esterno, ormai per tutti i servizi si accede con lo SPID, quindi si entra nel mondo virtuale di internet, ma molti cittadini e molti nostri utenti non sanno utilizzarlo, o se le utilizzano questi strumenti, lo utilizzano non nel migliore dei modi. Quindi abbiamo pensato come ADA, quindi l'Associazione dei diritti per gli anziani della UIL, la UIL Pensionati e la UIL Confederale di Agrigento, di organizzare dei corsi di alfabetizzazione proprio per insegnare agli anziani, a chi lo ritiene necessario, quindi il processo per entrare in questo grande mondo di internet. Quindi l'utilizzo dello SPID, il modo per entrare nei propri conti correnti per fare bonifici online a casa senza andare in banca, specialmente in questo momento di pandemia. Quindi è un modo per avvicinarci ai nostri iscritti e per renderli autonomi anche per gestire la loro vita quotidiana, visto che ormai nel quotidiano internet ormai è un pilastro, quindi nella vita di ognuno di noi.